Con la giornata di oggi e la visione di questo film, la nostra scuola, l'Istituto De Nicola, conclude per quest'anno scolastico il percorso che ha avviato sulla legalità. Ritengo sempre fondamentale il ruolo della scuola, su questo tema, perché la scuola è uno strumento, è un luogo dove si possono consolidare dei valori. Il tema della lotta alla mafia, portando davanti ai ragazzi, non solo la visione di un film che mette al centro, dei suoi contenuti gli eroi che hanno lottato contro la mafia, ma accompagnato a fine visione del film della testimonianza di chi invece ha perso i propri cari durante il proprio lavoro, perché la mafia uccide non solo giudici, ma anche poliziotti, carabinieri e anche passanti che si trovano, diciamo, nelle mire anche inconsapevoli di questi mafiosi. Quindi ritengo importante che i nostri alunni siano sensibilizzati su questo tema, perché sono loro il futuro che può cambiare le cose, iniziando proprio da quella che è la cultura, il cambio di rotta, perché la mafia si fonda anche su questo, sulla cultura mafiosa, che noi come scuola non possiamo accettare e combattiamo ogni giorno.